siamo sempre più sulla posizione che abbiamo dato il primissimo giorno, fiducia massima nella magistratura, serenità di non essere assolutamente protagonisti di questa vicenda nei fatti reali e lo dimostreremo. Insomma, il nostro obiettivo è quello che non vediamo l'ora di andare a parlare nell'effettiva sostanza della cosa per dimostrare insomma l'estraneità. Ecco. Gianmarco Cazzaro, direttore della Cazzaro Costruzioni, parla dell'inchiesta per corruzione legata alla casa di riposo di Santa Maria di Sala, nell'ambito della quale a gennaio il padre Mauro, titolare della società e già presidente veneto dell'ANCE, era stato arrestato. Ribadisce quanto affermato fin dalle prime battute dal costruttore di Tre Baseleghe e lo fa dal tetto dell'ex sede degli industriali tra Piazzetta Sant'Andrea e Via Martiri della Libertà in corso di restauro. Gli interventi della Cazzaro in città continuano dunque malgrado lo scossone giudiziario e dopo il bosco verticale in Restera, ecco il recupero dell'immobile affacciato sulla Loggia dei Cavalieri, 10 appartamenti tra i 60 e i 90 metri quadrati già venduti nella porzione più recente. Il nostro primo obiettivo era quello comunque di andare a ripopolare una porzione di oltre 1000 metri di centro, perché qui siamo proprio nel cuore della città, che era abbandonato da ormai più di 10 anni. Spesso sentiamo del centro che porta con sé solo grandi appartamenti e per grandi tasche. Non è sempre così, nel senso qui avevamo una determinate condizioni che ci hanno portato a valutare una divisione in appartamenti più piccoli. Qui abbiamo appartamenti da 1-2 camere al massimo, di conseguenza non sono appartamenti che volano sopra i milioni di euro, tutt'altro. Prezzi al metro quadrato tra i 3.500 e i 4.000 euro, mentre si sale a oltre 5.000 per gli appartamenti ricavati nella palazzina storica di Piazzetta Sant'Andrea, 4 in quel caso le unità con garage. Si riescono a creare appartamenti appunto con questi living molto grandi, tutti complanari e anche con molto respiro perché come lei giustamente ricordava era un auditorium con ampio volume e quindi andiamo a reinterpretarlo così insomma.